Dunque, il segreto per difendersi da un napoletano è... Difenditi da Akest, o Memerd. Beh, il famoso segreto di Pulcinella. Adesso vi dico io come comportarsi se un napoletano vi approccia con fare minaccioso. Vi trovate a Scafati Centro aspettando la fermata del Flixbus. Ad un certo punto una figura losca e incredibilmente firmata vi approccia. In questi casi l'importante è non dare di matto o perdere la testa. Ciò che dovete fare è voltarvi e dirgli che le sue margella sono sporche di sugo. A quel punto il cuozzo impazzirà alla ricerca di un modo per pulire il suo costosissimo paio di scarpe. A quel punto, mentre il partenopeo dà di matto, ciò che bisogna fare è castare Fleraga, o se non ce l'avete basta anche Rimasugli della culla del caos, basta sia una spela AOE che faccia almeno 580 di danno e il napoletano è a terra. Non capisco perché tutta questa paura di dire qualcosa di così semplice. Aspetta, è un puntatore laser quello sulla mia testa? Io entrando, andate simamente. Ehi, ciao, tu la senti questa puzza di merda? Purtroppo mi sono smerdato i pantaloni.